dei medici di famiglia, secondo giorno di serrata degli ambulatori, continua la protesta degli utenti, ma c'è anche chi fra i camici bianchi ha scelto di non aderire allo stop. Commissione d'inchiesta sulle banche, la Consob che attacca Banca Italia non avrebbe segnalato problemi su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ex allevatore di Conegliano si vede recapitare una multa da 1,5 milioni di euro per aver superato nel 2015 la produzione di quote latte. Il mio non è un caso isolato, dice Nostri Microfoni. Giovani donne ridotte in schiavitù e costrette con la violenza a prostituirsi, maxi operazione della squadra mobile di Venezia, 5 arresti. Secondo giorno per Matteo Renzi in Veneto, da Venezia a Padova a Rovigo per incontrare cittadini ed istituzioni, non sono mancate le contestazioni. Superstrada Pedemontana Veneta ha emesso un bond da 1,57 miliardi di euro che servirà a chiudere il piano finanziario dell'opera. In queste settimane si temeva per il futuro dei cantieri. Dopo la protesta dei turisti asiatici sul conto da 500 euro per un pranzo di pesce a Venezia, l'epiteto pezzenti del sindaco Brugnaro scatena nuove polemiche. Stasera a Treviso il leader della Lega presenta ufficialmente il nome del candidato sindaco del Carroccio per il 2018. Antenna 3 seguirà in diretta l'annuncio, poi il segretario federale Matteo Salvini sarà ospite di 20 e 10. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il secondo giorno di sciopero dei medici di famiglia. Sentiamo le voci dei cittadini raccolte oggi a Padova. Perché fanno sciopero i medici? Non lo so neanche io. Perché fanno sciopero? Perché contro la regione che dicono che non hanno attuato il piano sociosanitario. La rabbia esplode fuori dagli ambulatori padovani, incomprensibili per molti pazienti le ragioni di uno sciopero, quello dei medici di base, che ha portato alla chiusura di 48 ore degli studi con buona pace di ammalati ed anziani. Tutto è vergognoso, non c'è niente di buono, non c'è niente di che ti aiutano, che ti diano un appoggio concreto. Un disagio? Di sicuro, anche perché io aspettavo delle ricette che mi dovevano arrivare per posta, non sono arrivate e ho dovuto prendere un'ora di permesso dal lavoro per venire qua e quindi se non riesco nemmeno oggi di sicuro è un disagio. Non è giusto perché la gente ha bisogno, dopo non lo so se loro gli va bene così, comunque non va bene. Cittadini arrabbiati, per non dire furiosi, per uno sciopero che arriva con i primi freddi, quando si è più esposti alle influenze e ai malanni di stagione. Padovani costretti ad aspettare più di 2 giorni una ricetta o un consulto. Quando il danno, come avviene sempre negli scioperi che hanno a che fare con le strutture pubbliche, nei trasporti, nella sanità, ricade sui cittadini, non ci siamo e non siamo d'accordo assolutamente, anche dal punto di vista odontologico. I medici che hanno scelto lo sciopero dovevano garantire le cure almeno ai malati più gravi, quelli terminali. Tutti gli altri pazienti invece si sono dovuti rivolgere al pronto soccorso degli ospedali. E nel pomeriggio è arrivato il dato circa l'adesione allo sciopero fornito dalla Regione del Veneto. L'astensione è stata pari al 52%, così hanno precisato gli uffici tecnici dell'area sanità e sociale della Regione. Sentiamo. Il pronto soccorso dell'ospedale di Mestre anche oggi ha fatto registrare una situazione sorprendentemente tranquilla. Stessa fotografia è stata scattata a Venezia. Nelle 2 giornate dello sciopero dei medici è prevalso il senso di responsabilità dei cittadini che hanno temuto forse di intasare di richieste ordinarie gli ambulatori riservati alle emergenze. E così il primo round della protesta va in archivio, non senza polemiche. La prima sul balletto di cifre relative all'adesione alla protesta. Nessun 80-90% né astensioni in libertà, ha fatto sapere oggi l'assessorato alla sanità della Regione Veneto, che ha comunicato il report degli uffici tecnici dell'area sanità e sociale della Regione che hanno monitorato l'andamento della situazione. I professionisti che si sono astenuti completamente da prescrizioni e prestazioni sono stati 1.644 su un totale di 3.150, pari al 52% a livello regionale. A Venezia, nell'area dell'ULSS 3, hanno chiuso totalmente gli ambulatori, 242 medici su 430, pari al 56%. Molte sono state le adesioni consapevoli, e cioè i medici, pur condividendo la protesta, non se la sono sentita di chiudere la porta ai pazienti. Anche loro dovrebbero avere dei diritti e dei doveri e degli impegni. Probabilmente stanno facendo una rivendicazione perché non sono ascoltati, forse.
Noi chiaramente, essendo dalla parte di chi ha bisogno di un servizio, ci sentiamo un po' trascurati. Non ha bisogno del medico? Sì, ho bisogno, anche oggi avevo a fare visita, però c'è sciopero. Si è rivolta al pronto soccorso oppure ha soltanto rimandato? Da mio medico personale. Tra la gente incontrata per strada anche un veneziano trapiantato oramai da 40 anni in Australia, al quale, dopo i convenevoli di rito, abbiamo chiesto: è mai capitato in Australia lo sciopero dei medici di base? No. Beh, dipende da che stato levi, perché l'Australia è una federazione e allora ogni stato, però no, mai è successo che i dottori hanno fatto sciopero. Le organizzazioni sindacali dei medici chiedono risposte sul futuro dell'assistenza domiciliare per i pazienti non autosufficienti, l'attivazione di nuovi hospice per le cure palliative, la ridefinizione degli ospedali di comunità per i pazienti cronici, lo sblocco delle medicine di gruppo e un chiarimento sulle responsabilità legate alla privacy che hanno stoppato il fascicolo sanitario elettronico. E torniamo ora a parlare del crack delle banche popolari venete. Continuano le audizioni in commissione parlamentare. Oggi i senatori hanno sentito la Consob che attacca Banca Italia. Non ci hanno informato. Sentiamo. Crack Popolari Venete torna davanti alla Commissione Banche la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con il direttore generale Angelo Apponi, chiamata in causa dopo le dichiarazioni rese sempre in Commissione da Banca Italia. Oggetto ancora una volta chi doveva vigilare, come si è vigilato sulla vicenda Popolari. Consob che parte all'attacco, incalzata anche dalle domande di chiarimento dei senatori, e lancia il siluro. Consob non ricevette nessuna informazione da parte di Banca Italia sul prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza al termine dell'ispezione nel 2008. Immediata la reazione delle associazioni di risparmiatori e azionisti. Il gioco delle tre carte, no? Di chi è la colpa, vai a trovarla. E la realtà è che noi l'abbiamo sempre saputo che gli organi di controllo non hanno controllato, se no non saremmo arrivati a questa situazione. Se nessuna informazione era arrivata a Consob da Banca Italia sulla gestione, diciamo così, allegra di BPV, su Veneto Banca al contrario l'Istituto di Credito Centrale non segnalò problemi in vista dell'aumento di capitale del 2013 ed anzi, Apponi, consultando le carte, ricorda che l'operazione venne definita strumentale a obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca, salvaguardando, legge, liquidità e solidità. Sappiamo poi, aggiungiamo noi, come è andata a finire. Il direttore di Consob ha quindi precisato di non avere informazioni da Banca Italia sugli aumenti di Popolare di Vicenza nel 2001, 2008 e 2015, mentre nel 2017 è arrivata una sanzione di BCE su BPV. Continuano le audizioni, ma le associazioni di azionisti e risparmiatori attaccano anche la Commissione Rea di aver secretato i nomi dei grandi debitori. Ci sono probabilmente dei nomi delle situazioni che è meglio che la gente non sappia. Intanto oggi le associazioni puntano all'approvazione in Commissione Bilancio dell'emendamento alla legge finanziaria. Noi chiediamo allo Stato che faccia solo un anticipo di cassa. Ed ora la storia, quella di un ex allevatore di Conegliano che si è visto recapitare, pensate, una multa da 1,5 milioni di euro per avere superato nel 2005 la produzione di quote latte. Sentiamo. L'Agenzia delle Entrate gli ha notificato una multa da 1,5 milioni di euro, nonostante la cessata attività da oltre 12 anni. Lui, Nevio Marcon, 50 anni, è un ex allevatore ed ex produttore di latte di Collalbrigo di Conegliano. La maxi sanzione con tanto di interessi di mora per aver superato tra il 95 e il 2005 le quote di produzione del latte assegnate dall'Europa. Multato dallo Stato, nonostante lo stesso avesse approvato il suo piano di sviluppo agricolo, racconta. Mi è arrivato questo ennesimo sollecito, ma ripeto, sono tranquillo perché questo debito non l'ho generato io, insomma, ecco, per me è virtuale, è solo sulla carta. Virtuale o no, è da pagare insieme a un altro debito, il mutuo sulla stalla dismessa e svenduta con i 250 capi, vale a dire 20.000 euro all'anno. Sono 20.000 euro all'anno per 25 anni con la stalla vuota per l'immobile. Con una sopraggiunta invalidità, l'ex allevatore vive ora con 280 euro mensili di pensione. In preda alla depressione ha pensato anche di farla finita. È normale, io mi metto nei panni anche di altri colleghi allevatori che l'hanno fatta finita.
però non essendo loro responsabili di questi debiti, di queste cartelle. Ma oggi, che produce e vende uva per la produzione del prosecco, confida in un aiuto concreto, in chi ha voglia di porgergli una mano. Praticamente è quella di ripartire, di ripartire con la produzione, insomma, magari produzioni alternative, però sempre con la produzione del latte. Crollano i prestiti alle imprese, i dati sono quelli della CGA di Mestre, tra tutte le province venete quella di Treviso è la più colpita, sentiamo. Meno 29 miliardi di euro, una cifra enorme, una cifra che supera abbondantemente quella di una legge finanziaria dello Stato. È l'ammontare complessivo del crollo dei prestiti bancari in 6 anni per le aziende venete. Negli anni cruciali della crisi la contrazione è stata del 29%, più alta della media nazionale, al 26%. L'analisi è della CGA di Mestre e le conclusioni sulle conseguenze sono chiare. Il calo delle risorse finanziarie a sostegno delle imprese rischia di alimentare forme illegali di approvvigionamento del credito. Imprenditori trovatisi con i rubinetti chiusi a cadere nelle sabbie mobili degli strozzini. Tutte le province hanno subito riduzioni, ma il crollo più impressionante è stato a Treviso. Dal 2011 al 2017 meno 35%, calo di 7 miliardi. Seguita da Belluno, meno 33%, Rovigo, meno 31,8%. Padova, meno 30,6%, Verona, meno 27,5%, Vicenza, meno 26,3% e Venezia, meno 23,8%. E a seguito del forte calo, continua lo studio della CGA, sono soprattutto le scadenze fiscali o la necessità di fronteggiare piccoli imprevisti di spesa a spingere molte attività tra le braccia degli usurai, almeno nella fase iniziale, quando ci si affida a persone apparentemente disponibili e premurose a darti un aiuto concreto. Peccato che nel giro di poco tempo la situazione precipita e diventa molto difficile uscire da questa morsa con le proprie forze. Una stretta del credito, secondo il centro studi, che ha cause ben precise. È vero che in parte ciò è stato dovuto anche alla diminuzione della domanda e all'aumento della sofferenza generata dalla crisi, conclude il segretario Renato Masonna, ma le ragioni principali vanno imputate all'applicazione di regole e parametri di giudizio di merito sul credito imposti alle banche che sono fuori dalla realtà e dal tempo. La cronaca, il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del lago di Garda, il corpo è già stato identificato, si tratta di un 53enne, sul posto oltre alla guardia costiera sono intervenuti i carabinieri di Garda e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Ora sono in corso indagini per stabilire le cause della morte. Costretta a prostituirsi, schiavizzata e picchiata, 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Venezia. Sentiamo. Era partita dalla Nigeria, non ancora maggiorenne, con la speranza di trovare un futuro migliore come tante altre, ma così non è stato. La ragazza, per pagarsi parte del viaggio, è stata abbandonata ai trafficanti che l'hanno ripetutamente violentata e solo dopo 15 giorni di ripetute violenze le è stato permesso di proseguire il viaggio verso l'Italia, verso Lampedusa, poi Bologna, dove è stata prelevata e costretta attraverso la soggezione che incute rito voodoo a cui stava sottoposta, costretta a prostituirsi in strada fino a quando, disperata, è riuscita a chiedere aiuto ai servizi sociali del Comune di Venezia. A scoprire il giro la squadra mobile di Venezia in collaborazione con le questure di Vicenza e Ferrara coordinate dalla Procura di Venezia. 5 le persone arrestate dopo la denuncia della ragazza. 3 persone in carcere, 2 con obbligo di firma, 4 nigeriani e un italiano. Le accuse riguardano i reati di immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. Un'operazione importante resa possibile soprattutto al coraggio della vittima di denunciare quanto accaduto. È un messaggio fortissimo che da anni e ancora con maggior forza in questo periodo storico tendiamo a dare la Procura di Venezia, il Comune di Venezia e la Polizia di Venezia, cioè che la collaborazione da parte delle vittime di questi reati consente da un lato a loro di essere inserite in un circuito sociale e legale e dall'altro di arrestare i responsabili di questi gravi reati.
Superstrada Pedemontana Veneta ha emesso un bond da 1,57 miliardi di euro che servirà a chiudere il piano finanziario dell'opera. Sul mercato sono stati piazzati 2 obbligazioni per un totale di 1.571 milioni di euro, strutturate in una tranche senior da 1.221 milioni, scadenza nel 2047 con un tasso del 5% ed una subordinata decennale da 350 milioni al tasso dell'8% in scadenza al 2027. Superstrada Pedemontana Veneta SPA, spiega una nota, userà i proventi delle 2 obbligazioni per finanziare i costi di costruzione, gli oneri finanziari, le tasse e gli altri costi di progetto sostenuti nella fase di costruzione o ogni altro costo e spesa sostenuti in connessione con l'offerta. Ed ancora cronaca, perché i carabinieri di Portogruaro hanno identificato i 10 protagonisti della rissa nei pressi dello stadio di Portogruaro dello scorso 8 ottobre. Sentiamo. 10 denunce per rissa aggravata nei confronti di 7 tifosi del Treviso Calcio e 3 richiedenti asilo. I carabinieri di Portogruaro hanno fatto chiarezza sull'aggressione verificatasi lo scorso 8 ottobre nei pressi dello stadio al termine del match che aveva visto in campo il Portogruaro ed il Treviso. Dopo la partita un gruppetto di ultras si è fermato in un bar nei pressi di un'abitazione dove sono ospitati dei migranti. Al passaggio di 3 di essi gli ultras hanno cominciato ad insultarli. Gli stranieri hanno reagito e ne è nata una rissa nel corso della quale uno dei tifosi è stato colpito con una bottigliata al capo. Dopo un mese di indagini, grazie anche all'ausilio dei filmati della videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare 10 persone, 7 ultra e 3 migranti. 7 appartenenti alla tifoseria del Treviso. Uno di essi, poi scopriamo, viene refertato in un ospedale di Treviso, viene medicato per una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e lì dichiara di essersi fatto male in casa sbattendo contro una finestra, mentre abbiamo ricostruito e sappiamo che era stato colpito durante la rissa con una bottiglia al capo. Un'indagine che ha fatto dunque chiarezza sulla reale natura di un episodio che aveva gettato l'ombra del razzismo sul territorio di Portogruaro. È un territorio che non ha mai dimostrato avversione verso i migranti o verso le persone diverse o verso coloro che hanno una razza diversa e provengono da paesi in difficoltà. Gli ultras verranno segnalati al commissariato per l'eventuale applicazione nei loro confronti del DASPO. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco, restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, siamo alla pagina politica con la visita di Matteo Renzi nel Veneto. Oggi è stato a Treviso, a Venezia e a Padova, città quest'ultima che secondo l'ex Premier rappresenta un esempio di rilancio del centrosinistra, ma non è mancata anche qualche contestazione. Sentiamo. Qui c'è un sindaco di centrosinistra adesso. L'altra volta non era così, quindi tutti quelli che dicono la sinistra è finita, siamo in una città dove la sinistra è tornata al governo. È un Renzi che guarda il bicchiere mezzo pieno, quello arrivato a Padova con destinazione Italia, il treno sul quale sta attraversando la penisola. Ad attenderlo il segretario del PD regionale Alessandro Luigi Bisato, ma tra chi è sul treno che arriva da Venezia e chi lo attende a Padova c'è mezzo partito, soprattutto c'è tanta gente. La maggioranza naturalmente è formata da sostenitori entusiasti, Renzi stringe mani, firma autografi e posa per i selfie. All'esterno lo attende invece un comitato di Fratelli d'Italia sicuramente meno accogliente. La contestazione però salta, visto che l'auto che deve accompagnare l'ex premier dal sindaco Giordani non può che partire da una zona defilata della stazione. Matteo Renzi comunque non si sottrae al confronto, quanto agli applausi si sostituiscono le critiche. Quando si parla civilmente, come vedi, io mi sono fermato a parlarti perché penso che sia giusto e quindi credo che sia giusto. Tu non la pensi come me e vuoi che io me ne vada ed è legittimo che tu lo pensi. Altrettanto legittimo è sapere che di fronte a 2 milioni di persone che sono andate a votare alle primarie io ho fatto la mia scelta. Dopodiché tu non voterai per me, io continuerò a rispettarti e a non offenderti mai. È il rovescio della medaglia di un tour dove l'impressione è di un uomo politico capace di raccogliere calorosi consensi come feroci dissensi. La cosa divertente è quando gli vai in faccia e dici scusa, ma qual è il tuo problema? Parliamone? Entriamo nel merito delle discussioni. Allora io sono per stare in mezzo alla gente. La differenza con altri politici è che stanno chiusi dentro il palazzo, invece a me piace stare in mezzo alle persone.
E continuiamo con la politica, andiamo a Treviso, alla sede della Lega, al K3, dove tra poco il segretario Salvini annuncerà il nome del candidato sindaco di Treviso. Vedo in collegamento la nostra Lina Paronetto. Buonasera Lina. Buonasera Marta, eccoci in diretta dalla sede provinciale della Lega Nord di Treviso. Qui è tutto pronto quasi, insomma si stanno radunando i militanti per la presentazione in grande stile del candidato che sarà Mario Conte. Previsto l'arrivo, come dicevi tu, di Matteo Salvini, previsto anche il governatore Luca Zaia. Qui accanto a me c'è Gian Antonio Darè, segretario nazionale del Carroccio. Darè, con Forza Italia, insomma alleanza infranta, almeno al momento, ognuno presenta il proprio candidato. Sicuro che sì, Forza Italia ha presentato il suo candidato, noi questa sera presenteremo il nostro candidato e ognuno per sé e avanti così, insomma. Pronti a correre in solitaria qui a Vicenza? Siamo pronti a correre in solitaria dove serve, dove non si trovano gli accordi, dove effettivamente non c'è la possibilità di fare l'accordo con il centrodestra. Ecco, ma con che obiettivo? Puntate davvero alla vittoria anche con la corsa in solitaria? Noi abbiamo corso molto spesso e tante volte da soli e da soli abbiamo vinto, quindi contiamo sull'elettorato, contiamo soprattutto sull'esperienza amministrativa che abbiamo non solo a Treviso ma in tanti comuni, e quindi la credibilità c'è, lo sappiamo fare anche bene, vedi lo Zaia. Sicuramente qualche dettaglio in più poi dalla conferenza stampa. Marta, io restituisco la linea ricordando che Matteo Salvini e Mario Conte dovrebbero essere ospiti del nostro 20:10. A voi la linea. Grazie a Lina Paronetto, naturalmente altro collegamento in diretta nel TG di Treviso alle 19:30, un ultimo servizio relativo a Venezia, alle polemiche che stanno divampando in città dopo le affermazioni del primo cittadino che ha apostrofato come pezzenti i turisti che si sono visti recapitare uno scontrino piuttosto alto in un ristorante del centro storico, ma sentiamo. 3 turisti asiatici scrivono all'ANSA al primo cittadino di Venezia per segnalargli quella che a loro è parsa un'anomalia. Erano andati a pranzo in un ristorante vicino Piazza San Marco e il conto, 562,50 €, era sembrato esoso. Nessuna intenzione di chiedere un rimborso, ben inteso, solo la volontà di mettere in guardia il sindaco per salvaguardare la reputazione di Venezia minata da certi comportamenti. Apriti cielo. Luigi Brugnaro, senza freno, ha commentato: pezzenti, uno mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua, ma se vieni in Italia, dice il sindaco di Venezia, devi imparare l'italiano e anche un po' di veneziano non farebbe male. Inutile dire che l'ennesima uscita, battuta, sopra le righe del sindaco Brugnaro ha fatto il giro del mondo tramite i media e i social, scatenando una valanga di reazioni a favore, perché sì, è ora di dire basta ai picnic, chi va a Venezia deve spendere, se no può stare a casa sua, e contro di chi è inorridito di fronte a un'espressione che certamente porterà nocumento a una città e a un indotto geografico che di turismo vive. L'episodio segnalato dai 3 asiatici non è evidentemente isolato. Le cronache pullulano di racconti di conti astronomici presentati da spregiudicati osti veneziani abili a spennare lo straniero di turno. Ma Brugnaro anche oggi ha tirato dritto: se venite a Venezia siete i benvenuti, ma dovete spendere. Ed è tutto, ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Si mantiene piuttosto stabile il tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto pressione in aumento, condizioni di bel tempo prevalente con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 11 e i 15 gradi, valori notturni tra 4 e 10 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, i valori notturni invece sono previsti tra i 7 e gli 8 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo prevalente anche qui, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime sono attese intorno ai 13 gradi, minime tra 5 e 7 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.